Sport e buona cucina sono argomenti universali che possono avvicinare culture diverse molto meglio di tanti altri temi. Domenica 28 aprile va in scena a Montegalda una grande festa per avvicinare la comunità italiana e quella statunitense, rappresentata a Vicenza dai militari della caserma Ederle. Prima i sindaci del territorio scenderanno in campo per una partita di calcio contro una rappresentativa americana, poi tutti a tavola per un pranzo in compagnia. Alla fin fine le barriere si superano solo migliorando la conoscenza fra le persone. Una partita soprattutto all'insegna dell'amicizia e di due comunità che vogliono dialogare costantemente durante l'anno all'interno di quello che è il summit dei sindaci, ma anche che vogliono dialogare in un momento sportivo e di convivialità. Al campo di Montegalda saranno presenti anche il presidente del Consiglio Veneto Roberto Ciambetti, l'assessore regionale Elena Donazzan e il presidente della provincia Francesco Rucco. Vestiranno i colori nostrani una ventina di sindaci dalla A di Altavilla alla V di Veggiano. E i buoni ideali spesso si sposano, quindi durante la manifestazione verrà presentata, con la possibilità di un sostegno economico, l'attività di Team for Children Vicenza e saranno in vendita le magliette realizzate dal Cammino Fogazzaro per sostenere la montagna veneta. Fortunatamente noi possiamo comunicare a questi soldati che sono di stanza qui a Vicenza anche quelle che sono le bellezze dei comuni dei nostri territori. Noi per esempio cerchiamo di fare promozione anche di quello che è il nostro Cammino del Fogazzaro, che è stato recentemente celebrato anche con questa maglietta e percorso in 24 ore. Il prossimo anno il testimone verrà passato da Montegalda a Vicenza e tutti sperano che il trofeo si possa giocare al Menti.